ragazzi, se volete. C'era in giro cabrio però. C'hai ragione anche te, eh? Il cabrio sì, è più bellino, ragazzi. Però è uno sbattimento, devi smontare. Cioè, questa praticamente è la giornata in cui stiamo girando il video degli antifurti e tutta questa roba verrà pubblicata in un altro video, credo, di una sorta di dietro alle quinte. Adesso siamo con la zippetta fighissima, no? Quella color carta vetrata che molto probabilmente dopo in questo video te la faremo vedere e ti spiegheranno un po' anche il colore, com'è, cosa fa, cosa serve, eccetera eccetera. È proprio una macchina ignorante da fuori strada. Non capisci un cazzo. Io vado così in giro normale, però questa qua proprio schiaccia e vai. Adesso i modelli nuovi sono tutta elettronica, schiacci pulsanti e fa tutto da sola. L'amico in modalità Miami Vice, la sopora, no? Puntini. Dopo scherzo No, mi dispiace per il loro vicinato dell'azienda, però ragazzi io ho giocato a Call of Duty ieri e sono volati porchi e santini vari. Sì. Però in cambio però l'ho finito, beh, lì ragazzi, cioè, ci racconta del Veneto, è vero no, bestemmia tutta la vita. Beh, sì, no, perché io penso che siano le due regioni in Italia che santificano più il padre che... Ma sì, perché poi la gente non capendo, non sapendo, no? Esatto. ti accusa, ti salta addosso. In realtà, per chi li conosce, va capito che è una sorta di intercalare per noi, no? Bravo. Soprattutto quando non fai bestemmie pesanti. Esatto. Cioè, tipo divinità, caro e quelle cose là. Cioè, non sarebbero bestemmie, però per molti è una bestemmia, no? Ma se la vuoi vedere alla larga proprio, diciamo, potrebbe essere anche una manifestazione d'affetto. Sì, perché sì, lo nomini sì, sempre, ce l'hai sempre sì, nei sì, che poi caro, non inteso come costoso, anche se in realtà è vero, no? Perché abbiamo visto i miliardi che si porta dietro la chiesa, ma caro nel senso caro dal Signore, cioè caro. Allora ricordati che un veneto finché ti fa la bestemmia semplice, è un intercalare. È un intercalare. Esatto. Poi Quando un veneto si incazza, ti comincia con le bestemmie complicate. Esatto, è un po' come in Toscana. Quella brutta e lì ci attacca un carro, dirò, lì è là incazzato. Quando cominci a vedere tutte le paroline del calendario, sai che dai santini che cadono per terra, lì vuol dire che il Veneto ha superato il limite massimo. Limite massimo che si possa raggiungere. No, guarda la pubblicità del motel dei Pinzo, hai visto? Love Motel. Che forte, dove ci portano le putans. Sì. O l'amante. Cioè va là con l'amante gli danno l'ingroppa, che belle ste robe. Cioè vedi Italia, è bello quando assimili, no, alla cultura degli altri posti. È bellissimo tutto ciò. Aspetta, scusa perché i nostri follower sono molto interessati alla toppa locale. Allora eccola qua, guarda qua. Sì, ma vai a prendere quella più No, è un po'. Scusa, esatto. Ma lascia stare, scusa, no? era sui follower, scusate, cancelliamo tutto, cancella dalla memoria, tipo Men in Black, no? Fatti il flash da solo. Che guarda la lucina, tac. Boh, ricominciamo con la prossima toppa. Aspetta, perché è importante, no? Siccome parlavamo a telecamere spente, no? Del viaggiare, no? Dicevo, ma ti porti comunque dietro le esperienze, eccetera. Io ho detto no, un cazzo, assolutamente no. Per portarti dietro le esperienze devi innanzitutto entrare veramente nel luogo, ossia lavorare, perché devi stare almeno 6 mesi, un po' come ho fatto io in Scozia quella volta, no? Quando stai 6 mesi, un anno e mezzo, allora cosa succede? Inizi a farti gli amici, le fidanzate, eccetera, ed è grazie a questi amici che entri realmente nel posto, perché scopri i loro modi di fare, i loro modi di parlare, le usanze, eccetera. Altrimenti se fai tutto un passaggio non sei nient'altro che un turista, hai capito? E quindi noi, il giro largo come al solito, per dire cosa, noi all'autoctono qua del luogo gli chiediamo qual è il momento giusto della giornata per vedere la topa. C'è un po' come quando chiedi in Consiglio quando escono i cervi, no? Che noi abbiamo i cervi in montagna, e a te chiediamo della topa. Sicuramente qua da noi zona aperitivo, okay.
verso le 5:30 trovi il massimo splendore di quello che ti può offrire la natura. Le 5:30 esatto. del pomeriggio. Infatti noi esatto. adesso siamo in pausa pranzo, mezzogiorno e mezzo, no, non va bene. E abbiamo solamente trovato creature che diciamo sì, non è l'orario giusto. Poi esatto, i cerri le vai nell'orario esatto. Ok, quindi hai capito, zona aperitivo, orario 5:30. No, è importante, È importantissimo. No, una cosa che non abbiamo ancora capito bene io e Mirko, che non siamo proprio di questi posti, cioè non ho sentito nessuno dire uè figa è fatturato. Più cioè... a Milano. Ah, qua niente è fatturato e quelle... Qua si pensa lo stesso fatturato, ma si dice di meno. Siamo un attimino più discreti. Quindi l'FF qua è meno. Un po' meno, quello più a Milano. Ok. Però vedi Italia, i bevi Campari qua gli abbiamo portato la cioccolata Eraclea, che è il paesino natale di Singano. Pomodoro mozzarella alla base. Prendo la pinza salata, però mi dicono che non è tipica. Mi fido di te. Ecco, vedi, accendi la telecamera e si intimidiscono e tasano su. No, ci stavano raccontando, angolo culturale, momento culturale, che i Magnascheide una volta, de Mian, si facevano la casa qui in Brianza perché c'era molto più verde, hai capito? E quindi venivano qui a farsi le villette. Adesso no, che dopo sembra che arrivo io a parlare e criticare, però noi dei milanesi qua di Lombardia abbiamo l'immagine che loro prendono lo spritz col Campari o col Select, invece no, guarda, apro l'anga qua, quindi anche qua il Veneto insegna, capito? No, è giusto puntare queste cose, perché stiamo parlando sì ok della Lombardia, che siamo ospiti in questi posti, però è giusto parlare anche del nostro Veneto nel caso in cui dovesti capitare dalle nostre parti. Lui stava per fare Cin, ok, quando io avevo la Coca-Cola. Attenzione, da noi è illegale, non tutti lo sanno, infatti gli ho detto no, adesso aspetta, abbiamo ordinato lo spritz. Visto che vuoi tornare in Veneto, perché sennò non tornerei. Non sono cose da fare, se vieni da noi attenzione, non fa sta roba. Bella leggera. Tu, vabbè, che forte, questa è la pinza, da noi invece è la pinza con la N, con la S, pinza. P-I-N-S-A. Pinza, pinza. Sì, da noi invece è una sorta di dolce, la prendi in panificio, però è più sul dolce, qua invece è salato. Sì, è la pasta del pane. Da voi è tipo dolce? Sì. Come cazzo fanno a mangiarle? Cioè, serve 2 spanne di roba. Buono, proprio pasta della pizza, alda. E sopra la farcisci come vuoi. A testimonianza che non siamo a Milano ma siamo fuori di Milano, sono le 3:15 e siamo ancora seduti qua al bar. Io quando lavoravo a Treviso, ragazzi, quando il capo diceva un panino al volo, te lo ficcava dentro senza neanche masticare, a volte super coglionano ancora per l'amaretto, cioè e si ciucciano il caffè latte, cioè voglio dire, ti danno del Chekas e bevi l'amaretto di Saronno, tra l'altro parti su e dell'Ori, tra l'altro. E dopo guarda. Ma roba da femmine! Sì, ma che femmine! Questo è l'amaro più bevuto al CERT. Per mandarmi a letto, dai. Questo è l'amaro del CERT, l'amaro ufficiale 2021 del CERT. Ragazzi, in teoria non dovrebbero farmi bene, ma nel caso in cui dovessi dimenticarmi di fare il video, volevo farti notare questa vernice, almeno secondo me molto particolare perché io non l'avevo mai vista, che è una sorta di carta vetrata, è molto strana, bellissima da vedere, ti dà quell'effetto pietra carta vetrata, no? Dicono che è estremamente robusta e diciamo se tu la righi tipo con cacciavite o robe del genere non vedi tipo la rigata, hai capito? Però se mi ricordo facciamo il video. Ma quant'è di cilindrata il zippino? 2,4. 2,4? Sì. 32 cavalli. No, i migliori sono i 4.000. C'erano 2 cilindrati. Ma è piccolissima, cazzo, 2,4 è più motore che auto. Va, miscela. Vabbè, cavalli mi sembra un centinaio. Guarda. Ganca Domussi. Ha molta fiducia su. La mia è 4x4. È stranissimo dietro, non so che sospensioni ha. Che senti strano dietro quando fa le curve, le cose. Sì, è strana. La macchina da sbocco questa. Non sono sospensioni, sono sospirazioni. È per quello che la fanno aperta in estate, così metti fuori a terra. Giusto. Guarda, bello sta vernice qua, ragazzi, metterla che su pulmini. Però giustamente dopo Mirko fa notare, sì, dopo vivi città d'estate, è vero. Peccato però, no? Perché
lo so, andresti più tranquillo, cioè vedi uno che ti sta sul cazzo e rallenta, gli vai addosso, lo speroni, sai, tipo la polizia americana, sai, Need for Speed insegna, quando gli vai da dietro gli dai il colpetto, tac, giusto così, no? E prova a immaginare col peso di pulmino dargli il colpettino, tutto divertimento. Le polizie locali riportano il colore della regione, ragazzi. L'angolo culturale Italia, l'angolo culturale. Perché verde, la regione Lombardia è verde. Ah, però Quindi scusa un la polizia attimo. locale è bianca e verde. Ok, ma È un applauso, bravo Andrea. no, Bravo. Questo lo insegnano a scuola, una contestazione, scusate. Ma è il Veneto, no? La bandiera del Veneto, sai che è il rosso Bordeaux, che è il rosso marchese e giallo, no? Però la macchina della municipale è blu scurissimo e bianco. Come me la spieghi sta roba? Avevano finito il colore. Ok, vabbè, giriamo. Le tope, Cosa il bar delle già toppe? negli anni 70. Ascolta Italia, ascolta. Peccato che le toppe sono rimaste le stesse, capito? Ok. Adesso hanno tipo 60-70 anni loro. Vabbè, sì, Esatto. però insomma abbiamo tu che ci seguono, che insomma hanno anche la loro età, che sono in pensione, quindi insomma questa informazione può tornare utile, voglio dire. Siccome gli abbiamo già rotto i no, anzi scusa, siccome gli abbiamo già rotto i testicoli, perché non è un canale volgare questo, dicono questa è la puntata, quella dopo del video che hai visto ieri, no? Quindi è tutto un casino spazio-temporale, che per le 6, quindi per le 6 del video della volta precedente, avremo finito di montare l'antifurto pulmino. Sì. E iniziano a uscire le toppe, vedi? Te l'ho detto, pomeriggio. Basta, però è alle proprio 5:30. una questione di orario. Come quando vai a vedere i cervi in Cansiglio, uguale. Esatto, uguale, esattamente la stessa cosa. Quindi devi aspettare un determinato orario, piano piano iniziano a uscire. Capito ragazzi? Ma non serve vestirsi mimetici né niente, per proprio il discorso dell'orario e basta. Esatto, Ok, esatto. Boh. Sì, perché vedo robe diverse, perché magari sai, uno passa un attimo un momento di solitudine e fa confusione tra topa e i cervi. Fai tipo i pastori sardi che fa confusione tra i piegori e le femmine, no? Con tutto il rispetto, come non dire queste storie? Che cazzo andiamo? Mi ricordo che Yuri. Ok, Guarda che no, è potresti- bellissimo, è bellissimo. Potresti Italia apprezza. No, ha ragione. potresti stupirti delle bellezze della zona. Ha ragione, cioè, adesso ragazzi, detto fra noi, cos'ha Desio che Plitvice non ha? Proprio a me mi fai parlare adesso. Ma sì, dopo perché Io dici- ho smesso di fare i miei compiti, lo faccio. No, Quindi perché adesso- volevamo dire nel video del giorno dopo, no, della serie dietro alle quinte, così con gli amici, volevamo raccontarti, no, perché siccome dopo mi dimentico, approfittiamo di questa vernice. Io non ne so niente e quindi ci facciamo raccontare cos'è, più o meno quanto costa, se è difficile da applicare, cosa fa, eccetera 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 eccetera. Niente, ragazzi, questa è una bellissima vernice che viene utilizzata per fare i fondi anche dei furgoni, dei pick up. Tipo l'antirombo, per Esatto, capirci. tipo l'antirombo, e questa sostanzialmente Ma un nome? dicono- sì, si chiama vernice Raptor questa. Raptor. C'è di tutti i colori. Tipo il questa Toronto. qua l'abbiamo fatta perché sul fuoristrada. Ah, c'è tutti i sul colori? fuori- Sì. Ah. Su fuoristrada stava bene e secondo me la morte è sua. Ah, E quindi è una vernice protettiva, anti-acqua, eccetera, anti-ruggine. E niente. Abbiamo rinnovato la antisassi, che robe. Esatto, anti-mitragliatrici, insomma. Ci buono. sono video su YouTube che ti spiegano le qualità di questa macchina. Quindi Ma e per darla, mi avete detto l'avete data voi, per no? darla ci vuole un buon compressore. Ah, col Sì, compressore. esatto, ci Ah, vuole no, il mano, compressore. ok. C'è un kit, ci sono rivenditori che si trovano tranquillamente su internet che hanno questa vernice. C'è un kit, una pistola con un ugello che si regola la quantità di vernice con cui si mette. Io l'ho Sì. messa a se no viene anche più grossolana. In Però pratica dopo si spruzza con la pistola, col compressore, c'è una bomboletta, fa tutto lei. sì, ma diciamocelo, non è una roba da tutti. Cioè non è che io Ma mi allora, metto in realtà questa è una vernice che si riesce a dare anche nel box, cioè nel senso non è una vernice sì, ma che se ha uno paura non ha di mai porre. usato i compressori e quelle robe là, Quello beh, è vero. Però consiglio magari anche magari a tempo perso di provare a casa in un angolino Sì, è un vero. pezzo di cartone e provare a vedere se si è in grado, se no Esatto. lo fanno anche tantissime officine. o se no fare il metodo Veneto, che è il ti ubriachi e dopo, cioè, Come un po'. viene. Esatto, bravo, è un
una sorta di gioco d'azzardo, insomma. Esatto. Informiamo i signori telespettatori che è dotata anche di sedile sportivo. Buono. Altro che qui da Momo Design, da Sparco. Foppa Pedretti. Del dietro alle quinte, tanto questo è il video quello dopo, bisogna dire che l'accoglienza, l'ospitalità di Lucca in Firenze è stata veramente a livelli meridionali, e questo è un complimento per i meridionali che hanno un'accoglienza veramente unica e squisita. E qua eravamo agli stessi livelli, tranne che per le bozze di prosecco che ci hanno lasciato. Questa no, c'è roba da trevigiano. Perché giustamente dicevamo loro che ogni volta che noi veniamo a rompere le palle le rompiamo a livello pro, perché se devi fare una cosa la fai fatta bene. Quindi anche qua ci hanno portato in giro dappertutto in macchina, ci hanno portato al brico, ci hanno offerto il pranzo e tutto quanto, serviti e riveriti, il massaggio cinese. No dai, quello no, scherzo. Pian piano ci prepariamo ad andare via. Comunque no, strafigata veramente l'impianto, ma più che altro adesso no, vabbè, altre cose per la testa eccetera, però col tempo pian piano aggiungeremo altre cose molto interessanti, in quanto appunto è un sistema modulare, ossia puoi aggiungergli varie cose, è un sistema di domotica, ok? Dove tu dall'app crei tutto quanto, i comandi, gli colleghi le cose, hai visto, puoi far partire i tergicristalli, non so che senso abbia far partire i tergicristalli, però voglio dire, puoi fare veramente qualsiasi cosa, puoi collegargli anche il clacson, puoi dirgli anche come far suonare il clacson, puoi mettere delle trombe bitonali al posto del clacson, cioè cosa che faremo, quindi insomma hai capito, è divertente e sarà divertente. No, mi piacciono questi, possono sembrare un po' grandi, uno dice cavolo non ce n'hanno più piccoli, attenzione, non sono dei semplici contatti, ma hanno anche il trasmettitore che ti dice, come avevamo detto nel video di presentazione, no? se la finestra è aperta, la porta è aperta, è chiusa, ti manda l'allarme quando si apre, ti dice la temperatura, cioè addirittura so che temperatura c'è lì, piuttosto che in tutti gli altri punti dove sono stati messi i sensori. È veramente figata. Questo perché giustamente è una cosa, vabbè, che non tutti sanno, insomma, perché ci segue anche qualche giovinastro. Il caldo tende a salire, quindi non puoi dire che temperatura fa in camper, cioè puoi avere zone da 22 gradi dentro al tuo camper e zone nello stesso preciso momento da 30, hai capito? Dipende quanto sono vicino alle finestre, quanto sono in alto, in basso. Difatti, tipo, so perché racconto ste robe, perché secondo me interessano comunque a qualcuno. La mia centralina qui, quella di Pullmin, è posta molto in alto, il sensore di temperatura, eccolo qua, questo è il sensore di temperatura, e lei quando tu tipo senti 30-32 gradi, lei ti segna 40-41, ma in realtà è anche vero, perché in quel punto, a quell'altezza, tenendo conto che dentro ci sono anche tanti cavi elettrici, relè e tutto quanto che scaldano, ok? Lì in quel punto ci sono 41 gradi, ed è vero, è verissimo. Al contrario, ti metti per terra lontano dalle finestre, lei hai 10-15 gradi meno segnati, hai capito? Amanda è libera come una rondine sopra le nuvole. Oh, guarda che cottacca c'ha qua il Mirko, è una roba incredibile, non è altro. Il business. Italia saluta Luca, ringrazia di tutti i caffè che gli hai ciulato, i pranzi e tutto quanto. Ciao belli! Ciao! Eccolo! Oh, baby, understand.